È sempre emergenza amianto sul Cellina, rimossi i cumuli di superficie e spuntano ora quelli sotterranei portati alla luce dalla massa d'acqua scaricata da Ravedis che ha già eroso l'argine e minaccia ora la strada e gli impianti sportivi di Montereale. Ce ne parla Tino Zava. Una specie di discarica d'amianto a cielo aperto, quella fiorata sul greto del Cellina nel tratto fra Ponte Ravedis e Ponte Giulio. L'argine destro è stato eroso per una cinquantina di metri e l'acqua, che in occasione delle piene sempre frequenti viene rilasciata dalla diga, minaccia di trascinare ancora più a valle i pericolosi inerti. L'area interessata oltretutto confina con Immagredi, zona a speciale protezione ambientale. Non meno pericoloso l'inquinamento atmosferico con le particelle d'asbesto trasportate dai venti, qui particolarmente forti. Gli scarichi dell'invaso sono incanalati ormai su una sola corsia che ha scavato l'alveo e lo stesso argine. Come rimediare? Nell'immediato bisogna arginare la situazione in modo tale che l'amianto non venga portato via e quindi probabilmente l'unica soluzione è creare un movimento di inerte in modo tale da far prendere provvisoriamente all'acqua un'altra via al posto dell'attuale. Poi naturalmente c'è da fare un'opera più importante come potrebbe essere una scogliera, credo, non vedo altre soluzioni. Se non si interviene l'argine rischia di franare del tutto, così come la strada che corre sopra gli stessi impianti sportivi. Rimossi l'anno scorso i cumuli di superficie, è esploso quindi il problema di quelli sotterranei. Il Comune di Montereale non ha ancora ricevuto risposte ai frequenti appelli lanciati a enti e istituzioni. Credo che oggi non si possa più parlare, si deve agire. Per agire bisogna mettere a disposizione delle risorse. Alcune risorse ci sono perché il Consorzio Bonifica Cellina ce l'ha, date sempre alla Protezione Civile, altre bisogna reperirle. Il problema vero è che dobbiamo mettere il problema di Montereale in cima all'elenco delle priorità di questa regione. Amianto abbandonato fin dagli anni 60, quando questo materiale incredibilmente non era considerato nocivo.